Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Pop Economia Rumore. Alessandra, di nuovo a te la linea. 16:36, questo è il Rumore, io sono Alessandra Mori, continuiamo il secondo blocco di questa trasmissione. Avete ascoltato, per chi si fosse collegato nella prima parte, il presidente Luca Zaia ci ha detto molto sull'autonomia, abbiamo parlato della situazione geopolitica, della tensione che sale di ora a ora, di minuto in minuto tra Trump e Zelensky, ma anche sulle scelte dell'Europa. Scelte, vediamo quali saranno, se ci saranno. E abbiamo subito, la vedo collegata, un'amica, una nostra, diciamo, un punto di riferimento anche per la geopolitica. Torna con noi Graziella Giangiulio, condirettrice di AGC News. Ciao Graziella, come stai? Tutto bene, grazie per questo invito, buonasera a tutti. Eccoci, allora. Avrebbe dovuto essere qui l'onorevole Alberto Musmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, ma mi sta scrivendo in questo momento, ha avuto un contrattempo perché deve intervenire in commissione. Si scusa moltissimo con tutti noi, soprattutto con voi ascoltatrici e ascoltatori, ma recupereremo sicuramente martedì prossimo perché ci sono molte notizie, molto rumore in casa nostra sul fronte economico, nemmeno a dirlo, il problema delle bollette, il danno delle bollette, e sul fronte internazionale, sulla geopolitica che condiziona con la crisi, con l'aumentare e il salire dell'energia proprio i nostri problemi, diciamo così, quotidiani, pop reali. Dovremmo avere anche il segretario generale di Assoutenti collegata, ce l'abbiamo. Sveva, dammi tu un segno quando c'è, così cominciamo tutti insieme. Assolutamente sì, ce l'abbiamo. Perfetto, allora abbiamo la dottoressa Marina Allinei, spero di aver detto bene il nome pronunciato. Buonasera e benvenuta qui su Radio Libertà, Pop Economia Rumore. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ho pronunciato benissimo il mio cognome, io sono Maria Allinei, segretaria generale dell'Assoutenti. Maria Allinei, perfetto. Allora teniamo anche come punto di riferimento, in più anche una signora, quindi è tutto molto più bello, no? E allora, dottoressa Allinei, come si è messi? Perché la crisi morde. Abbiamo un decreto, abbiamo ormai in Gazzetta Ufficiale il decreto contro il caro bollette, 3 miliardi per famiglie ed imprese contro i rincari, e la possibilità anche di ottenere un bonus economico fino a 500 euro, e bisogna vedere le ISEE delle persone. Voi di Assoutenti siete soddisfatti di tutto questo? Ne ho letto una nota, si può fare di più. Che dice? Allora sì, esatto, si può fare di più, luce e ombre sicuramente su questo decreto. L'ampliamento della platea dei beneficiari del bonus è sicuramente un aspetto molto positivo, perché, come ha fatto riferimento lei prima, lo scaglione che prevedeva il modello ISEE per ottenere il bonus sociale fino a oggi era di 9.530 euro. Con questo decreto il governo è andato ad ampliare la platea dei fruitori di questo bonus fino a 25.000 euro di ISEE, ovviamente riconosciuti, dichiarati con una certificazione presentata all'INPS o presso il CAF, e quindi questo dal nostro conteggio dovrebbe andare a beneficiare circa 8 milioni di famiglie, quindi questo sicuramente è un elemento positivo. L'elemento diciamo meno positivo è il fatto che ci sembra un intervento un po' palliativo, perché sappiamo benissimo che la crisi energetica perdurerà purtroppo, e che quindi questo intervento una tantum potrebbe non dare quel ristoro necessario alle famiglie che si trovano in difficoltà.
Questo diciamo come primo approccio. Il bonus abbiamo detto sarà un una tantum che può variare dai 200 ai 500 euro, ovviamente con uno sconto in bolletta, quindi l'utente, do delle informazioni pratiche perché immagino che gli Sì, è ascoltatori importantissimo. Queste informazioni pratiche che lei ci sta dando sono fondamentali, perché è proprio lì che noi troviamo delle difficoltà, noi tutti. Prego. Perfetto, per cui l'utente troverà lo sconto, questo bonus sarà sotto forma di sconto direttamente in bolletta e sarà recapitato attraverso un meccanismo standard, per cui l'utente dovrà semplicemente compilare la dichiarazione ISEE e attraverso il sistema dell'INPS o del CAF riceverà poi in automatico lo sconto in bolletta. Laddove questo non dovesse avvenire, questo automatismo non dovesse essere, non dovesse portare a termine lo sconto, ovviamente l'utente può rivolgersi allo sportello delle associazioni dei consumatori o dell'ARERA direttamente. Do un'ulteriore indicazione se posso, perché certo. l'utente deve fare attenzione a 2-3 meccanismi. Ovviamente nel momento in cui fa la dichiarazione ISEE deve verificare che la bolletta in questione, quindi sulla quale ricevere lo sconto, sia intestata all'intestatario del modello ISEE, perché spesso a volte si crea un po' di confusione in questo. Quindi se io faccio il modello ISEE ovviamente devo avere la bolletta intestata a me. L'altro elemento importante è che l'utenza sia un'utenza con uso abitativo e che sia un'utenza attiva, anche se staccata per morosità. Questi 3 elementi, unitamente alla nuova soglia dell'ISEE, permetteranno di avere lo sconto in bolletta. Che cosa succede se si riceve come una tantum? Che se si riceve una bolletta che non copre tutto il bonus, ovviamente andrà a scalare sulle bollette successive, perché questo provvedimento, adesso poi vedremo il decreto come sarà definitivamente approvato, Certo. era un provvedimento che prevedeva questo una tantum nel secondo trimestre. È chiaro che in base alla tipologia di bolletto e di fornitore l'utente può ricevere la bolletta o mensile o a ogni 2 mesi, e quindi il bonus ovviamente andrà a scalare sull'importo dello scaglione di competenza. Perfetto, mentre lei parla, ecco, viene battuta un'ansa, bollette a febbraio, aumento del 3% del prezzo del gas. Quindi, come vede, è un problema che non si risolve così facilmente, nonostante gli aiuti siano fondamentali. Graziella, Gian Giulio, lo abbiamo detto tante volte in questa trasmissione e anche a Pop Economia, le bollette qui da noi in Italia sono le più care, le più alte d'Europa, perché lo sappiamo, il prezzo del gas sale in continuo aumento. A livello geopolitico, come ci sta condizionando questa tensione? Ma condiziona che i prezzi rimarranno alti per un po' di tempo, perché la questione delle sanzioni ulteriormente vedremo poi dove si andrà a parare con i dazi e gli attacchi che sono stati fatti anche ai gasdotti, l'ultimo a cui si è tentato di porre fine è il South Stream, Turkish, quello turco che porta il gas a tutta l'Europa, soprattutto orientale, e quindi le tensioni non fanno altro che aumentare le preoccupazioni, perché chiaramente i prezzi sono al rialzo, perché non c'è più uno scambio diretto, ci sono delle sanzioni, quindi ci sono degli intermediari e l'intermediario giustamente vuole essere pagato. Ecco, dove ci sono le bollette, dove c'è l'economia reale, dove ci sono i prezzi che salgono, gli ascoltatori cominciano a telefonare. Io sono molto contenta. Abbiamo un ascoltatore in linea, prego. Buonasera. Buonasera. Ecco. Ascolti, mi chiamo Mario, volevo parlare di tutele graduali. Benvenuto Mario, benvenuto, prego. Ascolti, io stavo con una società e avevo bolletta del gas e della luce, mi ha detto che loro le tutele graduali le attuavano solo per il gas, e sono passato ad un'altra per la luce, che mi ha garantito che mi metteva nelle tutele graduali, avendo i titoli. La prima bolletta che mi è arrivata era come si dice, nel normale, lì nel range, di normalità. No, ma non ero nelle tutele graduali e Non ho scritto anche una lettera, ma non sono riuscito a risolvere niente. Allora adesso sono ritornato all'altra società che mi ha garantito che, passando di nuovo con loro, stanno aspettando i moduli da compilare che mi faranno passare le tutele graduali. Sarà vero? Speriamo.
Caro Mario, questo è davvero un dilemma perché queste situazioni succedono a noi tutti ed ecco perché le risposte sono fondamentali finché queste risposte sono possibili da dare. Dottoressa Allinei, che ne pensa? Posso chiedere una informazione all'ascoltatore? Credo che sia Lei già andato via. Comunque sentiamo, perché lui ci se sta rientra ascoltando no, volevo dare sicuramente. un'informazione, perché se rientra nella categoria dei vulnerabili è obbligatorio il rientro nelle tutele graduali, cioè questa è un'informazione abbastanza importante, per cui una Per i fragili, insomma, per società le categorie erogatrice fragili il rientro, lo dicevamo anche con l'onorevole Gonzalez l'altro giorno, è diciamo conseguenziale, no? È diretto. È automatico, esatto. Se l'utente è nella categoria dei vulnerabili, se vuole ricordo anche quali sono le caratteristiche per rientrare nella categoria dei vulnerabili. Sì, lo ricordi, grazie, noi lo ricordiamo sempre qui, però se lo fa lei ne sono grata. Allora, aver compiuto 75 anni di età, aver il bonus sociale, quindi il livello di ISE a cui facevo riferimento prima, essere un soggetto con disabilità e rientrare nella famosa legge 104, avere un'utenza in una struttura abitativa di emergenza, oppure l'utenza è in un'isola minore non interconnessa. Questi sono i criteri per cui un soggetto viene definito vulnerabile. Per i vulnerabili il servizio, quello che era il mercato tutelato, insomma adesso poi cambia nome in base al fatto se è energetico o gas, deve essere garantito, non può essere rifiutato. Quindi lo dico al nostro amico che senz'altro il ha signor Mario ci sta ascoltando, sono sicura di questo. Questa informazione è preziosa. Graziella, quadro geopolitico, la tensione sale, sono tutti molto preoccupati con un'Europa che si sta scuotendo per la prima volta, ricordiamolo, ho fatto anche l'altro giorno con il professor Gualtieri, Mario Draghi che frusta l'Europa già qualche settimana fa e dice ma fate qualcosa, non so cosa, non chiedetelo a me, fate qualcosa perché l'Europa ha dormito. Federico Rampini oggi diceva molto chiaramente Trump fa paura, ma Trump è assolutamente coerente perché Trump ha fatto esattamente quello che ha detto. Nulla di nuovo, forse noi pensavamo che lui scherzasse, che fosse un bullo? No, ha fatto quello che ha detto. E allora perché questa paura? Chi ha paura veramente di Donald Trump? Al di là dello scontro tra Zelensky, Trump dell'altro giorno e tra le scintille, che dici? Ma diciamo che forse l'Europa non ha calcolato con l'arrivo di Trump e dall'altra parte con la presenza di Putin mettiamo da parte quello che abbiamo sempre chiamato multilateralismo e ci avviamo verso i nazionalismi, quelli forti, quelli intensi, dove si discute a quattro occhi. Io l'ho chiamato un po' businesscrazia, nel senso che la diplomazia è messa un po' da parte, ci sono questi incontri dove uno fa un favore all'altro, anche perché Trump ha capito che l'economia sta crollando, che l'Ucraina non ce l'avrebbe mai fatta vincere contro la Russia stando così le cose e che soprattutto con la Cina che sta diventando quella che tutti noi vediamo, forse era meglio entrare in questa triade Cina, Russia, Stati Uniti che non rimanere ancorati a un'Europa che è molto immobile, ha molte difficoltà, perché è difficile decidere, perché l'Europa appunto si basa su dei principi di democrazia molto solidi, molto strutturati, molto descritti e regolamentati, ma difficili da muoversi. Vediamo, no, anche adesso che la Francia dice una cosa, la Spagna ne dice un'altra, l'Italia ne dice un'altra. Sono tutti disallineati, no? Macron che va in solitaria, insomma, tutti che vogliono parlare con Trump, diciamo, vorrebbero avere una via unica e quindi tutti in solitaria. Si risolve qualcosa in questo modo? Non si risolve niente, il rischio reale vero è quello di mettere fine alla NATO e mettere fine all'Europa e tornare appunto a questi nazionalismi spinti dove ognuno va un po' per la propria strada. Questo è un grande rischio perché l'Europa ha investito 80 anni nella costruzione di qualcosa che rischia di sgretolarsi con un soffio. In questo senso il ponte che l'Italia può creare, diciamo, con l'operazione diplomatica di Giorgia Meloni, quanto pesa, quanto è davvero importante? Ma tutto dipende che cosa veramente Giorgia Meloni vuole fare,
perché Giorgia Meloni rappresenta una parte di Europa fondamentale. Noi non solo siamo stati uno dei paesi dell'Unione Europea, ma siamo anche un paese che economicamente pesa dell'Unione Europea, anche se poi noi da soli a volte ci autosqualifichiamo. Quindi in realtà l'Italia potrebbe fare molto in questo senso, però significa prendere posizioni importanti, e questo bisogna vedere se Giorgia Meloni effettivamente lo vuole fare, perché in questo momento mi sembra molto che Giorgia Meloni sia molto vicina al presidente Trump, punto fine, perché nel parlare anche nella discussione europea nei confronti di Zelensky sembra che ci siano diversi dietrofront rispetto, diciamo, alle posizioni iniziali che avevamo visto dell'Unione Europea. Quindi in realtà Giorgia Meloni dipende che cosa vuole fare, però il suo peso di certo è rilevante e importante, perché noi siamo tuttora un'economia importante all'interno dell'Unione Europea, insieme alla Francia ovviamente e alla Germania, che ha i suoi bei problemi, perché adesso siamo in fase di ricostituzione di un governo. Ecco, Maria Linnei, i consumatori come percepiscono il clima infocato geopolitico, e quanto hanno paura di questa crisi che poi si va a ripercuotere sull'economia reale, sulla loro famiglia, sul loro nucleo familiare e quindi sulle loro tasche, sull'economia proprio domestica? Ma sicuramente lo scenario che ci sta prospettando la politica estera in questo momento non è molto rassicurante, quindi diciamo che tendenzialmente l'utente non ha una visione nel lungo periodo, quindi diciamo ha una visione nel breve periodo, anche perché quando parliamo di utenti che hanno difficoltà a raggiungere stesso fine mese per pagare la bolletta e per la sopravvivenza, ovviamente difficilmente diciamo hanno un quadro così completo di un meccanismo politico e così ampio, per cui non conoscendolo bene lo temono, come tutte le cose che non si conoscono. Quindi c'è una grande diciamo attenzione e proprio paura rispetto a quello che potrà accadere un domani. Cercano ovviamente di trovare riscontro e supporto nel contatto con le associazioni di consumatori, che in qualche maniera riescono poi a supportarle e a dare sostegno nelle difficoltà quotidiane. Certo, si Quindi sentono comprese sicuramente le associazioni, vedono un sostegno in queste associazioni anche per le indicazioni pratiche, no? Io intervisto sempre tutte le associazioni che voi stessi potete dare indicazioni concrete che poi riescono, avete sentito il nostro ascoltatore, come tutti noi non si riesce a dirimersi in questo ginepraio, no? Di pratiche, di burocrazia. Esatto, consideriamo anche che l'utente entra a contatto con le associazioni dei consumatori tendenzialmente quando ha un problema, e quindi ovviamente si crea un rapporto di fiducia, quindi non solo rispetto alla risoluzione della problematica contestuale, ma poi diciamo anche sul tutto quello che può essere diciamo a corredo, no, della risoluzione del problema. Quindi di fiducia. Diciamo, si affida e si crea questo rapporto. Si affida quasi diciamo non parzialmente ma totalmente alle associazioni dei consumatori. Ecco, chiudiamo, siamo in chiusura, lo dicevo anche al presidente Zaia, c'è un sondaggio di Demos Demetra pubblicato oggi su Repubblica: per gli italiani la possibilità di una pace globale vale di più dei singoli protagonisti. Graziella, quindi questa voglia, questa volontà di pace anche in relazione, insisto, ai nostri problemi economici, quelli di casa nostra, perché tutto si ripercuote qui, è reale, è molto sentita, è percepita. L'8 e il 9 marzo, ecco, voglio ricordare anche questa iniziativa in piazza per rottamazione cartelle e pace in Ucraina, è un'iniziativa della Lega, pace fiscale in Italia e pace in Ucraina. Sabato 8 e domenica 9 marzo la Lega sarà presente in 1000 piazze in tutta Italia per chiedere la fine della guerra, nel momento in cui Macron e von der Leyen, dice qui la nota, parlano di invio di truppe e di maggiori spese militari, di un esercito europeo. Noi invece chiediamo la pace reale, in sintesi. È così? Questa percezione c'è nel paese?
Sì, c'è, anche perché la nostra Premier in questo è stata molto chiara, ha ribadito ancora una volta che non è disponibile a inviare, aggiungo io per fortuna, militari in Ucraina. E, per il momento gli unici disponibili è il Regno Unito, e la Francia dice una volta una cosa leggermente diversa. E certamente la guerra porta a povertà, lo sappiamo, e i veri soldi arrivano con la ricostruzione, che non è detta che viene affidata all'Italia. Diciamo che per il momento il monopolio se lo sono quasi preso completamente i turchi, anche in Ucraina, e quindi sì, è inutile continuare a combattere una guerra che in questo momento soprattutto, a parte l'Unione Europea di Ursula von der Leyen, e mi permetto di criticare la Presidente della Commissione, diciamo, solo nella sua testa, nel senso che per noi europei è un esborso, è una fatica economica assoluta, siamo tutti in grave crisi economica, in Germania sono tornate a elezioni per questo motivo. Poi peraltro vorrei ricordare solo una cosa, che quando la Germania si ferma, l'Italia ci mette circa un paio di anni a fermarsi. Perché? Perché le commissioni generalmente vengono espletate in un paio di anni. Quindi se la Germania si ferma ora, l'Italia questo problema ce l'avrà nel 2027. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare. Quindi ovviamente questa richiesta e questa percezione nasce da una cognizione di causa. Devo dire che in questo Giorgia Meloni è stata molto sensibile ultimamente, soprattutto, pur detto, ha sposato più la posizione di Trump che non quella, diciamo, del militarismo proposto da Ursula von der Leyen. Il Regno Unito ha detto che taglierà i fondi esteri per investire maggiormente nella difesa. Ora bisogna vedere cosa effettivamente l'Europa vuole fare, perché non siamo Stati Uniti fino adesso. Se anche fossimo tutti bravissimi, tutti uniti insieme nei 27, ci vorrebbero 5 anni per costruire qualcosa di effettivo, reale, visibile. Non ce li abbiamo 5 anni, perché la Russia, andando avanti di questo passo, si prende tutta l'Ucraina. Quindi la richiesta di arrivare a degli accordi di pace è molto sensata, e anche da un punto prima di tutto da un punto di vista umano e delle perdite umane. Certamente, ma anche dal punto di vista pragmatico, insomma, no? Tu ci dici. Esatto. E allora, Graziella, staremo a vedere, ci aggiorniamo molto presto perché le notizie si rincorrono di minuto in minuto e vedremo che cosa accadrà. Maria Linnei, è stato un piacere, la inviterò senz'altro di nuovo, è stata molto chiara e ha dato delle informazioni utili, importanti e circostanziate. Grazie. Benissimo, io ringrazio lei e a presto. E io saluto tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ci sta scrivendo il presidente Gusmeroli, si scusa, lo ribadisce moltissimo, è molto dispiaciuto, ma recupereremo martedì perché ci sono delle informazioni davvero molto importanti che deve darci. Grazie, abbraccio tutte e tutti, a presto, a martedì. Buonasera, grazie. Avete ascoltato Pop Economia. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler,